con i test atletici che riparte la stagione delle tose rossoblù. Al Marco Polo Sporting, sotto la guida del neotecnico De Biasi, hanno provato a che punto è rimasta la condizione fisica in vista dell'avvio della preparazione dopo la metà di agosto. Al termine è iniziata la conferenza stampa con l'annuncio dell'ultimo colpo di mercato. Come da tradizione ci siamo tenuti proprio per darvi in esclusiva assoluta l'ultimo colpo di mercato, un colpo che ritengo importante, anzi importantissimo, una giocatrice di notevole esperienza ed è tra virgolette un graditissimo ritorno perché è nata ed è cresciuta nelle file del Vittorio Veneto, quindi da oggi è ufficiale che Laura Tomasella è una nuova giocatrice del Vittorio Veneto. Si può sapere chi non ci sarà più? Ufficialmente ad oggi non ci sarà più Capitan Darè, non ci sarà più Bomber Cisotto, non ci sarà più Maddalena Cettolin, Sì. e mi sembra Io Bigliai che vabbè l'abbiamo notevolmente, e la Marta Somalia. Viola Cutifani. Viola Cutifani, bravo. Adriana De Martini è una di quelle che come detto sta ancora valutando perché ha grossi problemi dal punto di vista lavorativo. Io penso che la rosa data in mano a mister De Biasi sia assolutamente competitiva per disputare un campionato di vertice. La Ross poi sottolinea il fatto che sarà importante essere concentrate e non sottovalutare le avversarie. Smaltire una retrocessione non è semplice, è la mia prima retrocessione, io ho vinto tanto con la maglia del Vittorio, vincere è bello, dà soddisfazione, forse retrocedere ti insegna qualcosa in più. Abbiamo trovato un filone comune sul fatto che non è scendere di categoria e scalar marcia. Proprio perché veniamo dalla Serie A troveremo anche la squadra più magari debole a livello di organico che dirà gioco contro persone di Serie A, quindi ci metterà l'anima, il 100% e saranno proprio queste le partite più difficili da sottovalutare e da dare il 100%, quindi penso che mentalmente sia ancora più difficile, effettivamente sì. Mister De Biasi alla sua prima esperienza in una prima squadra femminile porterà tutta la sua conoscenza al servizio delle ragazze. La prima volta in una prima squadra, sì, questa è la prima volta. So che comunque avrò il supporto di una società presente e non dimentichiamoci poi le ragazze che comunque saranno quella marcia in più per poter raggiungere quello che anche il direttore sportivo e il direttore generale hanno in mente quest'anno. È venuto poi il turno delle nuove che si presentano tutte per cercare gli stimoli che avevano perso lungo il loro percorso calcistico. In una parola, proprio a testa, seccamente, qual è la motivazione che vi ha convinto a venire a Vittorio Veneto? Proprio in una parola per tutte e cinque. La voglia di fare un campionato ad alta classifica. Per me la voglia di nuovi stimoli, nuove esperienze e puntare abbastanza alto. Perché è una società seria e ben organizzata. La grande società che c'è dietro e la Serie B, l'importanza della società e la voglia di mettermi in gioco. Appuntamento dunque con l'inizio della preparazione andando cariche verso il primo impegno ufficiale fra un mese con la Coppa.